Marco Di Matteo, che è un po' il factotum di questo Padova Calcio a 5, però adesso tu ci devi dire chi è l'allenatore del Padova. Abbiamo ufficializzato ieri il nostro nuovo allenatore, Gaston Simeonato, ragazzo di un ottimo passato da giocatore di futsal e da qualche anno mister affermato, e siamo riusciti con un'operazione un po' impegnativa a trovare l'accordo per lo sviluppo dell'annata sportiva. Ecco, Simeonato che era presente questa sera in tribuna a seguire questi giovani che sono da curare e da far crescere. Certo, questa è una squadra molto giovane, una squadra che ha delle incongruenze tipiche dei ragazzi, sicuramente ci sono delle qualità interessanti, però vanno metabolizzate al meglio senza la frenesia tipica dei ragazzi che spesso e volentieri ci mettono troppa foga e qualche volta l'intelligenza viene meno e nascono delle giocate pericolose a favore degli avversari evidentemente. C'è da dire che dopo le prime 2 giornate viste qui in casa ci eravamo un po' preoccupati. Siamo tutti preoccupati ma consci che il lavoro da fare è un lavoro importante, è un lavoro che prevede degli step, dei progressi quotidiani e evidentemente bisogna avere un po' la pazienza di farli crescere. Credo che il lavoro fatto comunque fino adesso avesse un senso e sicuramente con la nuova carica andremo avanti sul percorso già cominciato da Mister Gil. Ecco, questa sera un po' avvantaggiati anche dalla caratura dell'avversario, no? Ultimo in classifica, però questo non è detto, cioè, si è visto anche un Padova migliore. Ma sicuramente il Miane non è venuto qui a fare una passeggiata e quindi evidentemente hanno giocato con tutto quello che potevano dare e qualcosa in più. Per loro come per noi era un crocevia, se pensare al calvario perpetuo o provare a vedere un po' la luce al termine del tunnel. Direi che non è facile, specialmente quando sei obbligato a fare il risultato, però è soddisfacente per l'impegno e l'attenzione che hanno messo i ragazzi nei particolari.